Comandante, oggi gli auguri di Natale e anche l'inaugurazione del presepe con la torta. Sì, oggi abbiamo aperto la nostra caserma grazie a due eccellenze agrigentine, Vanadia e Mangione, un artista del presepe, un artista della rappresentazione natalizia e un artista delle torte. È un momento difficile quello che stiamo attraversando, è un momento complicato, i nostri cuori sono affranti e distrutti. Noi abbiamo comunque l'obbligo di garantire a tutti un santo e sereno Natale, per cui ci saremo anche in questi giorni per strada affinché tutto vada bene. Voi siete stati presenti in questo periodo sulla tragedia di Ravanusa, un esempio sicuramente incommiabile, attivo e fattivo di grande operosità nel territorio. La tragedia di Ravanusa ci ha toccato davvero tanto, abbiamo cercato di esprimere il massimo proprio per essere vicini alla popolazione, dare un segnale forte, un segnale di non abbandono, un segnale che le istituzioni esistono e che continueranno a esistere fino a quando ci sarà bisogno. Giovanni Mangione, anche la torta fatta in collaborazione con i ragazzi dell'associazione. Sì, oggi siamo stati invitati dal colonnello Stingo, anzi ringraziamo a lui per averci coinvolto in questa bellissima iniziativa. Iniziativa dove anche i ragazzi sono divertiti a costruire questo bellissimo presepe tutto commestibile, una torta circa da 200 kg in cui siamo qua presenti per augurare il buon Natale anche a tutti. Come vedete la torta è tutta fatta con delle casette di cioccolato, abbiamo usato anche delle pasta di biscotto, personaggi fatti anche di pastigliaggio, zucchero caramellato, comunque tutto quello che riguarda la pasticceria. E comunque ora siamo qua che aspettiamo il taglio del prefetto e poi la distribuiamo a tutti. Allora, un'esperienza positiva, ti è piaciuta? Bellissimo. Cosa hai fatto tu? Cosa hai lavorato in particolare? Io ho sistemato maialini, paperelle, recinti. Un impegno notevole oggi che ha visto coinvolto anche i ragazzi dell'associazione? Sì, abbiamo accolto l'invito di Giovanni e del Comando Provinciale a partecipare a questa manifestazione e dare un messaggio di integrazione anche in questa occasione, in questo Natale. Roberto, allora parliamo di questo presepe che avete fatto qui presso la caserma dei Carabinieri. È una cosa, diciamo, un'esperienza straordinaria perché è esperienza di famiglia, al di là del fatto artistico. Il presepe è stato accolto in caserma così come si può accogliere una famiglia, veramente ho potuto sperimentare il calore, l'accoglienza, non soltanto a me riservato all'opera, ma l'accoglienza dell'Arma dei Carabinieri verso la città. Molti sono i visitatori che quotidianamente si recano proprio per visitare l'opera, ma nello stesso tempo vengono accolti proprio in caserma. È uno spirito natalizio ritrovato e rinnovato all'interno della caserma dei Carabinieri del Comando Provinciale e di questo dobbiamo sicuramente essere grati all'Arma come cittadini.